Cos'è Venezia da terra? Venezia da terra è essenzialmente un gioco. È un gioco di parole che noi abbiamo pensato sulla base di una realtà storica ben consolidata, che è lo Stato da terra. Stato da terra che Venezia costruisce a partire dall'inizio del 400 con una rapida espansione in quella che è la terraferma veneta. È questa terraferma quella che noi vogliamo raccontare con il nostro festival e che stiamo raccontando ormai da 5 anni. Una terraferma che è dominata da grandi città: Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, realtà di questo tipo. Ma è un reticolo fatto anche di piccole realtà, piccole comunità. Ed sono queste piccole realtà che noi vogliamo raccontare. E che vogliamo raccontare attraverso il racconto della storia, la riscoperta di peculiarità storiche locali, ma anche attraverso una commistione fra diversi linguaggi. Per questo l'arte, il teatro, la musica, lo spettacolo. Venezia da terra è tutto questo, è una festa aperta a tutti e noi vi aspettiamo. Venezia da terra è un festival diffuso, è un festival che non si rivolge solo ad una realtà ma che vuole raccontare un territorio intero, che è l'area iberica. Il cuore pulsante di questo festival sono 3 comuni, i 3 comuni che hanno dato origine a questa bella iniziativa, che sono il comune di Campiglia dei Berici, ente capofila di questa bella iniziativa, il comune di Orgiano, il comune di Poiana Maggiore. Ma negli anni si sono aggiunti altri comuni. La grande novità dell'edizione 2019 è il coinvolgimento del comune di Noventa Vicentina e del comune di Albettone. Quello che andremo a proporre è una 3 giorni di eventi aperti a tutti e con un piccolo prologo che si terrà il 21 settembre ad Albettone in questa bellissima sala, la Sala della Musica, e sarà, non a caso, un evento musicale. Ecco, siamo a Poiana, a Villa Poiana, idealmente siamo ospiti di Andrea Palladio, il grande architetto che ha pensato e ha realizzato questa villa. Villa Poiana è uno dei luoghi storici di Venezia da terra, è sede di Venezia da terra fin dalla primissima edizione ed è un luogo che noi pensiamo come luogo teatrale. Villa Poiana è il luogo che noi vogliamo animare attraverso la parola del teatro, il teatro in grado di raccontare la storia di questo territorio, ma in generale la storia del Veneto. Venezia da terra nasce dalla capacità di diversi comuni di fare sinergia intorno a dei temi comuni, il tema della storia locale in particolare. Ma a sostenere tutto questo ci sono degli importanti patrocini. Uno di questi è quello del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell'Università degli Studi di Padova. L'ambizione di Venezia da terra è quella di raccontare il territorio e la sua storia, ma vogliamo farlo in maniera corretta e per questo abbiamo deciso di affidarci alla grande professionalità degli storici dell'Università di Padova, che in tutti questi anni ci hanno accompagnato in questa narrazione, andando a far rivivere anche piccole storie, ma che sono in grado di aprire grandi squarci sul passato del nostro territorio.